Dopo di che fas, Gesù alle di che altre bande dal mar di Galilea e vegna stai di Tiberiade. Alleve da ur un evore di int, perché che avviodevin i spiei che faceva sui malas. Allora Gesù allè sulla monte e si sentà coi suoi discepoli. Aiere d'ogni la Pasca, la fiesta dei Giudeos. Gesù, alcianti voi e viodin tante inta vigni di lui, i disse a Filippo: Dulà potressino comprare il pan per daur di mangiare ad ulcheichi? Al diceva così per metterlo le provis. Difatti, lui al sapeva benon ciò che stava per fare. E rispose Filippo: Dome pardant un toccut parom non devonda di 200 denars di pan. I dì sono dei suoi discepoli, Andrea, frate di Simon Pieri. Alle chi un fruttut che la cimpans di guardi e doi pes. Ma c'è al chest per tante intone? Urdì Gesù, faseio sentà. Andiere in che luc un grum di erbe, si sentarono tutti gli uomini in 5.000 di loro. Allora Gesù acchiappò i pans e dopo di aver fatto il ringraziamento, urda fuori a di che erano sentati, e così anche che i pesci, finché volevano. Quando furono tutti passus, urdisse ai suoi discepoli: Tirei d'ogni i tocs vansas perché non l'edi strassat nuie. Io tirare in d'ogni e emplare in 12 cesti di tocs di quei 5 pans di guardi che erano in vansas e di quei che avevano mangiato. Vi ho tutti i spieli che aveva fatto, che gli uomini si dicevano: Questo non si che è il profeta che l'ha divinito al mondo. Ma Gesù, saputo che stava per arrivare per portarlo via e per farlo re, si ritirò di nuovo sulla monte lui di Besol. L'altra Monzorelli, i suoi discepoli all'era in giù al mare e montà su una barche a partire in verso Cafarneo, di che a 3 bande dal mare. All'era già scuro e Gesù non gli era anche tornato di loro. Al sofflave un gran tagliaron e il mare all'era sozzore. Dopo di aver remato per 3 o 4 mesi, avviò di Gesù a camminare sul mare e a svicinarsi alla barca e a chiappare in pore. Ma lui urdisse: O so io, non state a pore. Allora voleva inchiapparlo su la barca e la barca arrivò tombata di voli là che aveva in di là. Tale indomani, la in che era di là dal mare e viò che lì era domine barche e che Gesù non gli era montato a barche con i suoi discepoli, ma che i suoi discepoli erano partiti di Besoi. Tal frattempo arrivarono di Tiberiade altre sbarchi, d'ogni dal luogo la che aveva mangiato dopo che il Signore aveva fatto il ringraziamento. Sì che dunque, quando le inta vide che lì non gli era né Gesù né i suoi discepoli, a montare sugli sbarchi e all'erano a Cafarneo a Ciri Gesù. Vedendolo, chiatati che a 3 bande dal mare, e diserin: Rabbi, quando sei tu arrivato qui? Un rispose Gesù: in verità us dis, voatris mi ciris non perché avessi veduto i spiei, ma perché avessi mangiato pan fin passus. Lavorai non per mangiative che va di male, ma per mangiative che dure per vita eterna, che us darà il fidalom, perché che Dio pari alla metut il suo sigil sore di lui. Allora i diserin: ci vi non di fa per fare le opere di Dio? Un rispose Gesù: Queste è l'opera di Dio, che credesse in quel che Lui ha mandato.
i diserin, c'è spieli fasto perché o viodin e o crodin in te? C'è sesto bon di fa? I nostri svons e han mangiato della manet al deserto, come che l'è scritto, uriadat di mangiare un pan dal cielo. Ur dice Gesù, in verità us dis, non è stato Mosè a daus il pan dal cielo, ma è il parigno che us ha dato il pan dal cielo, che è il vero. Difatti, il pan dal cielo è che è venuto dal cielo e dà la vita al mondo. Allora i diserin, Signor, danno sempre di che pan. Gesù ur dice, o so io il pan de vite, quel che ven di me non varrà più fan e quel che crot in me non varrà più sed. Ma io gli ho detto, mi ves veduto e non credete anche no? Tutto che il Padre mi dà al vignare di me, e quel che ven di me non lo parerai fuori. Perché io sono venuto io dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di quel che mi ha mandato. E la volontà di quel che mi ha mandato è questa, che non l'è di perduto nulla di ciò che mi ha dato, ma che lo risusciti da ultime dì. Difatti, la volontà di mio Padre è questa, che tutti che vedono il Figlio accrodono in Lui e avete la vita eterna, e io risusciti da ultime dì. Intanto i giudei abbrontolavano contro di Lui, perché aveva detto, o so io il pan venuto dal cielo, e dicevano, che chi non è il Gesù, figlio di Giuseppe, e non conosciamo suo padre e sua madre. Ci può dire al di come o sono venuto dal cielo? Gesù gli rispondè, non stai a brontolare a fare voi. Nessuno non può venire di me se il Padre che mi ha mandato non lo tira d'ogni, e io lo risusciterai da ultime dì. Dai profeta sarà scritto, e saranno tutti istruiti di Dio. Tutti che hanno ascoltato il Padre e hanno accettato il suo insegnamento vengono di me. Non che qualcuno aveva veduto il Padre, fur di quel che è il Dio, dove lui ha veduto il Padre. In verità us dis, che il che crot ha la vita eterna. O so io il pan de vita. I vostri svons hanno mangiato della manet al deserto e sono morti. Che chi ha il pan che viene dal cielo, perché si lo mangi e non si muore. O so io il pan vivo, venuto dal cielo. Se uno al mangia di che pan, al vivrà per sempre. E al pan che gli darà io, e la è chiaro, perché il mondo al vivi. Allora i giudei contendevano fra di loro dicendo, c'è molto può dire che chi danno di mangiare a socchiare? Ur dice Gesù, in verità us dis, se non mangiais la chiara dal figlio dall'uomo e non beveis il suo sangue, non veis la vita dentro di voi. Quel che mangia la mia chiara e al beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterai da ultime dì. Difatti, la mia chiara è mangiative vere, e il mio sangue è la bevanda vera. Quel che mangia la mia chiara e al beve il mio sangue, arresta in me e io in lui. Come che mi ha mandato il Padre, che è il vivente, così io vivo in grazia dal Padre. E quel che mi mangia, malvivrà anche lui in grazia di me. Che chi ha il pan venuto dal cielo, non come che il pan mangiato dai vostri svons e a son morti, quel che mangia questo pan, al vivrà per sempre.
Questi robis li si insegna a sinagoga di Cafarneo. Dopo di vesintut così un evore dai suoi discepoli i diserin, che discorso alle dur, cui rivia la parola giù. Gesù, savin dentro di sé che i suoi discepoli abbrontolavano a riguardo di questo discorso, urdisè, questo io scandalisial. E quando vorresti il figlio dall'uomo alla sua cagliere prima? All'air spirito che fa vivi, la chiara non giove nuie, le parole che io sei dit a son spirito e a son vita. Mandè qualcuno fra di voi che non crot. Di fatto Gesù al sapeva in che modo bil principi, cui cagliere in che non credevano e quel che lo vorrei stradito. E al diceva, perché ti sei detto, nessuno non può venire di me se non io gli dato dal pari. In quel momento, un evore dai suoi discepoli si tirarono in daur e non l'avevano più con lui. Allora Gesù gli disse ai 12, volete la cinta anche voi altri? Gli rispose Simon Pieri, Signore, di cui varesi non di là? Dove tutto ha sperato di vita eterna. E non ho vin creduto e ho vin riconosciuto che tu sei il San di Dio. Rispose Gesù, non sai io sia il giusto, io ho altri 12, eppure un di voi altri sale un diavolo. Al fevelave di Giuda, figlio di Simone Iscariot. Di fatto, stava per tradirlo proprio lui, un dei 12.